Una conferenza stampa congiunta questa mattina da parte del questore di Agrigento, il dottore Auriemma, in collaborazione con la Guardia di Finanza. Era presente il tenente colonnello Sava, in collaborazione anche con i carabinieri era presente il capitano Fusco e chiaramente il prefetto di Agrigento Nicola Diomede. La conferenza stampa verteva su una riunione che c'è stata questa mattina qui, che il questore Auriemma ha svolto con i sindaci della provincia in occasione delle prossime giornate che vedrà la massima punta di turismo, cioè il Ferragosto. Sono state diverse le segnalazioni fatte, le raccomandazioni fatte, perché il Ferragosto è sicuramente una data importante e quindi con l'ordine pubblico bisogna essere molto attenti. Ma innanzitutto ringrazio il questore per l'ospitalità della conferenza stampa all'interno dei locali della questura. In secondo luogo l'occasione è per augurare a tutti i cittadini di Agrigento e della provincia di trascorrere un periodo di festività di Ferragosto sereno e in sano divertimento. Il motivo degli incontri che sono stati fatti operativamente qui in questura e riunioni precedenti fatte e contatti avuti con le amministrazioni comunali hanno avuto tutte esattamente lo scopo, quello di poter consentire, e in questo assicuriamo il massimo sforzo, il massimo impegno, per consentire proprio a tutti quanti di trascorrere questo periodo in termini di assoluta serenità. La serenità richiede determinate forme di rispetto, che sono innanzitutto quello nei confronti degli altri e poi anche dell'ambiente che ci circonda. Rispetto di che cosa? Del buonsenso. Il buonsenso poi ha trovato spazio all'interno di norme, di regolamenti, di circolari, ma è il buonsenso che deve presiedere ai nostri comportamenti e a questo buonsenso che poi noi facciamo appello. Io penso questo, insomma, innanzitutto è raccogliere l'esigenza di un bisogno. Nel momento in cui ci siamo resi conto che su un'esigenza di conoscenza, di formazione, anche di condivisione di certe difficoltà che ci sono sul territorio, siccome le istituzioni, ripeto una cosa che ho detto appena arrivato, il primo giorno siamo tutti dalla stessa parte, nel cercare di favorire le iniziative che siano iniziative del singolo, l'iniziativa dell'attività commerciale, dell'attività anche di gioco, di benessere da parte del cittadino deve essere favorite. Solo dobbiamo trovare insieme la strada per conoscere il rispetto delle regole, di farle per tempo, in modo tale da poter eliminare quelli che possono essere degli ostacoli o delle cose non conosciute. Una cosa molto banale: se metto un palco e non ho fatto un collato statico, non posso dare una licenza. Se nel locale non ci sono le vie di fuga, non posso consentire che avvenga una manifestazione, ma questo non perché l'autorità di PS si diverta, ma perché va contro quelle che sono le regole, oltre le direttive e le norme, ma anche il buonsenso. Veniamo da esperienze tragicissime successe a Torino, lo ricordava il prefetto poco fa, l'ho ricordato anch'io, nel quale poi è intervenuto il capo della polizia, il capo di gabinetto del ministro, nel ricordare e rimarcare l'esigenza della sicurezza di tutti perché possano godere i momenti di libertà in tranquillità. Questo stiamo facendo. Stamattina l'incontro con i sindaci, che ringrazio per aver partecipato a questo incontro in questura, con anche il comando provinciale dei Vigili del Fuoco e con i nostri funzionari, non per fare lezioni, nessuno nasce imparato, si dice dalle nostre parti, ma per poter condividere una difficoltà e trovare insieme la strada per fare in modo che il cittadino non dica che una cosa non viene fatta perché c'è l'autorità che si mette di traverso. L'autorità è a favore, la polizia è a favore, è per il cittadino e anzi è di sostegno e di supporto a quello che vuole fare.